Quindi lo slogan del nuovo piano ambientale da vincolo ad opportunità significa cosa? Significa che il nuovo piano ambientale, che andrà comunque a riordinare tutti i vincoli che sono già giacenti sui beni di questo territorio, creerà accanto alla riconferma o comunque alla posizione di un vincolo nuovo un'opportunità. Significa che il pubblico finalmente non diventa solo mero esecutore di una sanzione, ma diventa il promotore di un'opportunità, opportunità che può essere vista in termini economici, per esempio chi si trova dei terreni vincolati potrà usufruire di alcune agevolazioni. Insomma, il piano ambientale sarà un piano dinamico che sarà soprattutto a servizio del cittadino, non più calato dall'alto ma nascerà dal basso, quindi sarà fatto dai tecnici del parco e dai tecnici comunali che sono quotidianamente oggetto delle richieste dei cittadini. Cosa pensa di questo protocollo d'intesa che andate a firmare oggi? Beh, noi abbiamo preparato già a suo tempo questo protocollo d'intesa perché dobbiamo rilanciare la politica che abbiamo in regione, rilanciare i parchi, ma soprattutto noi vogliamo che il parco sia vissuto dalle persone che vivono qui, ma che sia inteso e percepito non come una zona, un territorio pieno di vincoli dove non si può operare, ma un territorio importante che ha bisogno di alcune regole, ma che deve essere coniugare la presenza dell'ambiente, quindi salvaguardia della natura, ma anche la presenza dell'uomo con tutte le sue attività, ovviamente attività che non possono andare contro l'ambiente. Ma oggi abbiamo la cosiddetta soft economy che proprio si può benissimo sviluppare in queste realtà che abbiamo nel Veneto. Nel Veneto ci sono 6 parchi regionali con tutte le loro caratteristiche, le loro capacità anche turistiche che noi dobbiamo evidentemente far esplodere, far sviluppare. Ecco, qui c'è un piano ambientale vecchio, datato ormai, che deve essere rivisto e deve essere visto con intelligenza, con efficacia, e quindi questo protocollo d'intesa che andiamo a firmare oggi darà appunto l'incarico, o meglio daremo un importante contributo all'ente parco appunto per avviare questo riordino e per avviare questa revisione del piano ambientale. Dicevo prima che questo credo sia un bel modo e anche un punto di arrivo per festeggiare i 20 anni di nascita del Parco dei Colli Euganei. Qual è la sua impressione su questo passaggio importante per il parco, questa revisione del piano ambientale? Beh, è un passaggio fondamentale come ha detto lei. Il piano ambientale è il piano regolatore dei piani regolatori. Può avere delle caratteristiche di sola tutela come può avere delle caratteristiche di sviluppo. Mi pare che la nuova concezione anche della gestione del territorio sia una gestione viva, quindi un territorio dinamico dove si mirabilmente sintetizzano le esigenze dello sviluppo, le esigenze del rimanere e del contemplare, e il Parco dei Colli Euganei è sicuramente il parco più grande della nostra regione, probabilmente il più bello ma anche il più difficile. Difficile in che senso? Perché è difficile gestire un territorio nel quale vivono decine di migliaia di persone e contemplare la bellezza del paesaggio con le esigenze della vita. E questo vuol dire l'esigenza della mobilità, della produzione, anche del risiedere. E questo però vuol dire che ci devono essere, come ci sono, come l'attuale Presidente, degli amministratori capaci, intuitivi, semplici nella modalità di gestire l'amministrazione, ma soprattutto di buon senso. È la cosa che spesso nella pubblica amministrazione manca, ma qui nel Parco dei Colli c'è ed è di grado eccelso.